Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Fralocci. Siamo a Tortolì e da qui vi racconteremo Tortolì Nuorese, valida per la 28ª giornata, la terzultima di questo combattutissimo campionato di eccellenza regionale. In avanti la gioca su Sulis, invita Del Piccolo sulla sinistra, a spazio Del Piccolo, mette il pallone sul destro, calcia Del Piccolo e la palla in rete. Il Tortolì passa in vantaggio dopo 5 minuti di gioco. La sassata di Del Piccolo, magia non trattiene, forse anche un po' sorpreso dal tentativo del numero 6, pescato a sinistra, si è centrato, cambia il parziale al Fralocci e il Tortolì passa in vantaggio. Pallone messo sulla destra per Sulis, il cross al centro, Ferraresce, poi Menseghez che non ci arriva. Cosu prova a passare su Ru, il pallone invece non passa, lo recupera Ayana, attenzione al Tortolì che può distendersi, Ayana dalla distanza ha visto magia fuori, palla alta, ancora Cocco di prima intenzione a cercare Cosu, da Cosu a Falchi, la posizione regolare, Falchi prova a entrare in area da sinistra, i giochi di gambe di Falchi che poi mette il traversone al centro, non riesce a liberare, qui Cosu, Dumbuya, occasionissima Nuorese, il pallone era rimasto lì e Cosu ha provato a cercare l'angolino sinistro. La battuta di Falchi, Dumbuya, l'ha presa Dumbuya, l'ha visto lei, insomma era anche piazzata meglio, ha concesso l'angolo alla Nuorese, quindi Cocco a rientrare, Dumbuya stavolta a vuoto, palla che esce, la rimessa è per la Nuorese. Ayana vede Moreno alla sua sinistra, Moreno ingaggia il duello con Aru, prova a portare palla a Moreno, riesce a mettere il pallone con il sinistro, serve Carraro perché la palla stava arrivando a Menseguez, Carraro la mette sopra la sua traversa, Carraro va via, Menseguez tenta lo strappo, Carraro poi vede Cocco sulla destra, Cocco mette giù il pallone, davanti a lui c'è Del Piccolo, Cocco, il traversone con sinistro, Falchi che non ci arriva, pallone che rimane lì, poi Falchi ci prova di rovesciata, palla fuori, concede la rimessa laterale, Cadau va da Cocco, ancora per Cadau il pallone di ritorno, Cadau prova a saltare Ayana, ci riesce, Cadau dentro l'area di rigore, Falchi pareggia la Nuorese, con Pierpaolo Falchi su iniziativa di Cadau, 1-1 al Fralocci. Lo spunto di Alessandro Cadau che ha resistito all'intervento di Ayana, entrata in area di rigore e Falchi di prima intenzione la scarica alle spalle di Dumbuya, non passa il pallone di Cocco, adesso c'è spazio ancora per il Tortolì, qui lanciato in profondità Ayana perde forse il tempo della giocata, poi va a concludere Ayana, palla che esce non di molto. Marco Ayana dal calcio d'angolo, traiettoria a rientrare Del Piccolo, pallone che rimane lì, libera proprio Alex Caddeo, gioca all'indietro su Catte, dialogano ancora i due, Caggiu, i giochi di gambe, attenzione, riesce a mettere il pallone dentro per Falchi, Sulis legge bene, scambia con lui, attenzione perché adesso ha spazio il Tortolì con Menseguez attaccato da Carraro, ancora Menseguez, il tiro deviato, arriva da Sulis che conclude male, qui attenzione perché c'è ancora una possibilità di ripartenza per il Tortolì, il pallone dentro per Lorenzo Cocco, Cadau va a schermarlo e allora arriva qui il triplice fischio della signora Barabino che mette fine a una partita davvero bella e ricca di emozioni.